In occasione dell'8 marzo, la provincia di Treviso onora l'impegno e la leadership femminile nelle istituzioni locali, evidenziando il ruolo cruciale delle donne nelle amministrazioni comunali e provinciali. Dati alla mano, la crescita della presenza femminile nella pubblica amministrazione è in crescita, con un forte impegno per la parità di genere e la lotta contro ogni forma di discriminazione. Su 94 comuni, 24 comuni vedono delle donne sindache e questo veramente ci fa onore, soprattutto perché rispetto alle altre province del Veneto noi siamo al primo posto. Poi un altro dato significativo è quello delle donne amministratrici e sono il 40% del totale, quindi davvero un grande risultato che secondo me andrà in aumento anche nelle prossime amministrative. Il 40% degli amministratori pubblici sono donne, un incremento significativo rispetto al 15,4% del 2003. La partecipazione femminile è notevole anche nei concorsi pubblici e nel servizio civile, con rispettivamente il 74% e il 63%. In questi anni la provincia ha promosso attivamente la parità di opportunità attraverso iniziative di sensibilizzazione e collaborazioni con enti dedicati, garantendo supporto e consulenza per prevenire discriminazioni e violenze, grazie a politiche attive e al sostegno psicologico anonimo. E oggi, con le testimonianze delle varie amministratrici del nostro territorio, con i sindaci, consiglieri ed assessori, abbiamo potuto davvero mettere quelle basi di quel lavoro che si è fatto negli anni, anche legato a cosa significa parità. L'indipendenza economica è fondamentale per l'emancipazione femminile, poiché offre la libertà di prendere decisioni autonome, contribuendo attivamente alla società su un piano di parità con gli uomini. Lavorare significa assumere risorse che portano a essere libere economicamente, senza dover dipendere da un uomo